Di nuovo in diretta con il Focus TG in questo sabato ricco, abbiamo detto, di appuntamenti dall'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello a Venezia. Contiamo che il collega Filippo Fois si colleghi. C'è stata una protesta clamorosa dei magistrati nei confronti del governo, si sono alzati e hanno lasciato l'aula quando ha preso la parola il sottosegretario alla giustizia Ostellari. Ma c'è anche diversa cronaca, tra non molto ci collegheremo da Ponte di Brenta nel Padovano, perché ieri c'è stato l'ennesimo infortunio mortale sul lavoro, uno stillicidio davvero inaccettabile che continua purtroppo in diversi ambienti di lavoro, un 57enne che è morto schiacciato da un muletto e ancora diversi incendi che hanno procurato davvero tanta paura. C'è anche il tema della sicurezza stradale. La regia, pregherei Renato Capoi e Alessandro Granziera di mostrare la pagina di Italia Oggi che riporta la notizia del pronunciamento dell'Avvocatura dello Stato che riabilita gli autovelox e spegne i ricorsi antimulte, così è scritto, nel senso che le procedure di omologazione e approvazione, dice l'Avvocatura, sono identiche. Sapete che c'è stato un gran dibattere su questo, con gli autovelox di fatto spenti in autotutela dai comuni, che hanno visto piovere i ricorsi e le denunce addirittura. È l'organo accertatore e l'organo accertatore lo deve far presente, dice l'Avvocatura, depositando la documentazione attestante l'approvazione. Lo comunica il Ministero dell'Interno con una circolare che in qualche maniera viene considerata appunto per i prefetti e quindi poi per tutti gli organismi che utilizzano questi strumenti di rilevazione dell'alta velocità, una salva esposti, salva denuncia. Le procedure di omologazione e approvazione di un autovelox sono identiche. Occorre pertanto che in caso di ricorso contro un verbale per superamento dei limiti di velocità l'organo accertatore evidenzi questa piena omogeneità appunto in autotutela. Sulle strade purtroppo si continua a morire ed è davvero straziante il messaggio postato sui social della compagna di Nicolò Mattia Coppola, il 25enne che è rimasto ucciso nello scontro con un camion a Canoghera nel veneziano. Stava per diventare papà. Avevamo tanti progetti per noi e per la nostra bambina. Ti prometto che parlerò sempre di te a nostra figlia. Le dirò che persona bella e speciale tu fossi. Inizia così il messaggio lanciato sui social da Siria, la compagna di Nicolò Mattia Coppola, il 25enne di Marghera, che a marzo sarebbe diventato papà. Una tragedia nella tragedia, una vita spezzata invece dallo scontro frontale con un camion, un incidente spaventoso, tanto che la sua Alfa 147 si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante e spezzata in due. Un incidente avvenuto a Canoghera. Il giovane stava viaggiando da Meolo, dove stava ristrutturando la casa in cui sarebbe andato a vivere con la famiglia, la compagna e la figlia che nascerà tra poche settimane, in direzione di Mestre per recarsi al lavoro alla Fincantieri. Un incidente avvenuto in un tratto della Triestina, giudicato pericoloso, con altri incidenti verificatisi in quel tratto. I due veicoli, l'auto e il camion, sono ora sotto sequestro, mentre non è escluso che l'autista del mezzo pesante, come atto dovuto, sia iscritto nel registro degli indagati. Intanto la famiglia di Nicolò Mattia attende il nulla osta del magistrato per poter celebrare il funerale, a meno che non vengano decisi ulteriori accertamenti. Viaggiava con l'assicurazione scaduta e ha tentato di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine un 38enne albanese che è stato arrestato dai carabinieri a Padova dopo un inseguimento rocambolesco lungo via Vigonovese. L'uomo intercettato in Viale dell'Industria ha terminato la sua corsa contro un guardrail dopo aver perso il controllo del veicolo. Una volta fermato e identificato è emerso che viaggiava, come detto, con l'assicurazione scaduta sotto l'effetto di stupefacenti. Il veicolo è stato sequestrato ed è chiaro che tra l'altro in base al nuovo codice della strada sarà davvero una stangata quella che l'attende. A Treviso adesso, perché c'è stata l'ennesima rapina nella zona della stazione delle Corriere. La vittima è un ragazzo di appena 15 anni, area sempre più ostaggio delle bande di ragazzini. I carabinieri stanno indagando perché potrebbe trattarsi di soggetti già identificati. Stanno qua, di solito stanno qua in giro per la stazione.
A volte sembrano delle solite ragazzate, mentre a volte si va oltre e purtroppo succedono spiacevoli incidenti. Mercoledì alle 13 l'ennesimo episodio in cui uno di questi ragazzini è andato oltre. Un quindicenne fermo alla banchina numero 4 è stato rapinato da un coetaneo che gli ha intimato di togliersi il giubbotto e consegnarglielo, una giacca marca Supply. Il malcapitato ha obbedito per paura di ritorsioni ed è tornato a casa senza giubbotto. Il giorno dopo la denuncia. Un episodio fotocopia quello avvenuto solo lo scorso 10 gennaio quando un 14enne è stato derubato dell'iPhone. Per quella rapina sono stati identificati e denunciati 3 minorenni. Uno di loro è il 16enne che ha aggredito i controllori MOM e derubato un giovane delle cuffiette in piazza Pio X. I carabinieri del nucleo operativo di Treviso stanno indagando per capire se l'episodio di mercoledì possa essere collegato alla stessa persona. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tra i testimoni degli episodi, che pare si siano moltiplicati nell'ultimo anno, ci sono Oscar e Michele del Caffè DM, rilevato solo nel 2023. Abbiamo un'invasione di ragazzini solitamente minorenni che si prendono moltissime libertà. E questa cosa va a nostro discapito perché le persone che vorremmo invece attrarre, i nostri consumatori abituali, sono un pochino più restii a frequentarci, di conseguenza lo fanno ma molto meno spesso di prima. Il calo di fatturato nell'ultimo anno è stato evidente. Passeggiare in centro il sabato pomeriggio o la domenica non è più piacevole come prima e questo non lo possiamo negare ed è una cosa che viviamo ogni weekend. Ci sono i militari a presidiare la stazione delle Corriere, ma la calca attorno alle banchine MOM è impressionante all'ora di punta. Dal DM aperto 7 giorni su 7 emerge un contesto variegato ma a tratti difficile. Molti sono senza regole, molti. I controlli ci sono. Ciao ragazzi, cosa si può fare? Si può dire ai genitori di educarli meglio? Diciamo ai genitori di educarli meglio? Ciao, ma ci vorrebbe proprio un minimo di senso di civiltà. Formazione ai ragazzi e a qualcuno che non è più ragazzo, magari ai genitori di ragazzi. Potrebbe essere una buona idea. E il fenomeno che sta prendendo piede a Treviso è evidente, trova conferma anche nelle dichiarazioni dei più giovani che gravitano in quell'area. Tra le banchine della stazione delle Corriere, le fermate di Corso del Popolo, seduti sulla muretta sugli scalini di Viale Cadorna, una nuvola di adolescenti attende l'autobus come ogni giorno per tornare a casa. Tra di loro la notizia dell'ennesima rapina ai danni di un ragazzino si è diffusa presto. L'hanno minacciato di consegnargli la giacca perché ovviamente l'avrebbero picchiato in caso contrario. Ti è mai capitato? No, personalmente no, però ho visto altri che hanno subito questa cosa, quindi sì, sempre in questa zona comunque, soprattutto in stazione. Mi hanno raccontato dei miei, ragazzi che vengono a scuola con me, persone che comunque sono anche loro preoccupati di questa situazione qua. In pochi minuti troviamo diverse conferme, tutti sono ragazzi minorenni che viaggiano sui mezzi pubblici. Ho conoscenze purtroppo che subiscono queste cose. Cos'è che succede esattamente? Si avvicinano, magari tipo, non so, semplici domande, mi fai provare il giubbotto ad esempio, e rischi sempre o di prendere botte perché ormai sia così. Cosa cercano? Ma cercano soldi, cercano cose che possono magari rivendere o anche piccole cose solo per darti fastidio e per portartela via. Quindi tu sei stato testimone di un episodio del genere? Sul sottopasso un pomeriggio stavo tornando a scuola, hanno provato a prendermi il portafoglio, per fortuna ho dimostrato che il fatto che fosse vuoto. Se ne sente ovunque di queste situazioni. Cerchiamo di stare in gruppo sempre. Qualche adulto che mi ha chiesto dei soldi, anche qualche ragazzo, però E tu cosa hai risposto? io non gliel'ho dati perché sono estranei, non li conosco, quindi non mi fido. Ma qui in Corso del Popolo? Sì. Qua Piazza Borsa. Gruppi di ragazzi? Gruppi di ragazzi sì, devo ammettere anche un po' paura. So che è una zona un po' particolare a Treviso, però io personalmente ancora non mi è mai capitato di trovarmi in situazioni pericolose o rischiose. Zona calda, quella che arriva fino nel centro di Treviso con Corso del Popolo e Piazza Borsa. Tra 12 mesi al via il cantiere per la riqualificazione della Camera di Commercio che costituisce un tassello fondamentale per il recupero di un'area a rischio, quella del suo perimetro. Sentiamo.
Non ritengo Treviso sicura, nessuna parte è più sicura come una volta. Tu vai a Roma, vai in stazione a Mestre alla sera, cioè non trovi più quella sicurezza che trovavi. Io l'ho provato in prima persona qua sotto. Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, interviene sul tema della sicurezza che vede Piazza Borsa tra le aree più calde della città e rischia di essere ricompresa nelle zone rosse nuovamente in discussione a breve in prefettura. Società multiculturale con danne troppo lievi e di contro centri città che si svuotano di attività economiche creano un mix esplosivo. Uno dei problemi che anche ci sono è dato dalla chiusura dei negozi. Abbiamo tanti negozi che sono chiusi, però purtroppo questa è l'economia, adesso fa molto tutto quello che è la consegna a domicilio ed è cambiato il modo di consumare. In quel quadrante diventa fondamentale portare a compimento la riqualificazione del palazzo della Camera di Commercio e del suo perimetro. Pozza scandisce i tempi e annuncia che il cantiere partirà tra 12 mesi. Tra pochi giorni presenteremo il progetto definitivo perché si sono chiusi i tempi per tutte le osservazioni. Sappiamo che anche come enti abbiamo degli obblighi, si partirà a fine anno con l'inizio dell'anno prossimo. A breve avremo anche l'opportunità di far conoscere ai cittadini quale sarà la futura Camera di Commercio. Aperto il 7 gennaio e già visitato dai ladri un nuovo bar di Viale della Repubblica, sempre a Treviso, la titolare derubata anche in casa l'anno prima. Oggi si torna a lavorare. Sì, oggi si torna a lavorare, al mattino guardo bene prima di entrare che sia tutto a posto, guardo i tavoli se ci sono tutti o se mancano. Francesca Bruniera ai ladri ha pensato immediatamente, ma era convinta, visto il tentativo di effrazione alla porta non riuscito, che i malviventi avessero desistito e invece è bastato loro spostare questo tavolo, forzare la finestra spaccando il motorino per entrare. Un furto a soli 14 giorni dall'apertura della sua attività. Alle 6 del mattino ho trovato questa sorpresa, non riuscivo a aprire la porta, ho chiamato i carabinieri e ho aspettato che arrivino loro, siamo entrati insieme comunque. L'esperienza a Quinto in un bar panificio e prima il lavoro come commessa al Prix, da qui la voglia di mettersi in gioco, una scommessa che le sta costando tanti sacrifici. I ladri hanno portato via l'incasso della giornata ma hanno lasciato alle loro spalle anche 4.000 euro di danni. Avevo nascosto sotto il mobile della cassa, no, neanche dentro la cassa, perciò ho pensato che nessuno poteva fare niente. Non lo farò più, porterò tutto a casa. Poche le speranze di ritrovarli. Nella corte che si affaccia proprio sul centro di medicina non ci sono telecamere. I malviventi non hanno lasciato segni del loro passaggio se non danni. Al sistema di videosorveglianza difficile pensare ora, confida Francesca. Più avanti sicuramente sì, adesso no. Adesso non ci sono neanche soldi per fare questo. Appena aperto ho fatto un investimento con l'arredamento, perciò non si può adesso. I ladri un anno fa sono entrati anche in casa sua a Santa Cristina. Rabbia ce l'hai perché tu fai tutti i sacrifici del mondo per farti qualcosa e loro ti distruggono in 2, 2, 4 tutto. È poco piacevole perché quando entro in casa mi guardo attorno, quando vengo qua mi guardo attorno. Ancora un veloce break pubblicitario, poi andremo a Venezia e a Padova con i nostri collegamenti in diretta. Eccoci di nuovo in diretta, ultime battute di questo Focus TG. Vi mostro sull'home page della Tribuna di Treviso una notizia di un altro incendio. Considerate che ieri era stato evacuato lo stabilimento di Veneta Cucine a Biancade, stamattina è toccato al centro commerciale La Castellana di Paese, condensatore a fuoco, evacuato il centro commerciale, sul posto le squadre dei vigili del fuoco con l'allarme che poi è fortunatamente rientrato in tempi abbastanza rapidi, ma naturalmente anche in questo caso, in una giornata possiamo immaginare di spese, un sabato mattina sicuramente il centro era affollato. Allora dovremo avere in diretta il nostro Filippo Fois da Venezia, perché si è conclusa da pochissimo una vivace, movimentata sia nei toni che poi nelle azioni concrete cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario
giudiziario in Corte d'Appello. A te Filippo, buongiorno. Vediamo se Filippo ci sente, non sta sentendo. Sei in diretta Filippo? Niente. Sì, buongiorno Lina, prendiamo la linea da Venezia dove si è appena conclusa la parte più istituzionale di questa cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario 2025 come era stato abbondantemente previsto. A Venezia c'è stata una protesta da parte dei magistrati che hanno abbandonato l'aula nel momento in cui ha preso la parola il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. Prima a dire la verità c'erano stati anche degli altri interventi piuttosto critici sulla riforma costituzionale della giustizia che sta portando avanti il governo Meloni, in particolare poi da parte di Carlo Citerio, che è il presidente della Corte d'Appello di Venezia. Era stato tratteggiato un quadro nuovamente drammatico di quella che sia la situazione al momento del personale giudiziario in tutto il Veneto, con fortissime carenze d'organico. È stata poi la volta del procuratore generale di Venezia, Federico Prato, il quale ha puntato sostanzialmente sul forte radicamento che in questi ultimi anni ha avuto l''ndrangheta in tutta la regione, da Verona a Venezia, e secondo il procuratore generale in questo momento lo stato della giustizia veneta non è tale dal punto di vista dell'organico da opporre una risposta adeguata a questa nuova situazione che sta vivendo il Veneto, con un radicamento sempre più forte della grande criminalità organizzata. Ostellari ha naturalmente preso atto della protesta, se lo aspettava, ha detto che questo è il bello della democrazia, per cui comunque qualsiasi forma di dissenso fa parte di quello che è il dibattito, il normale dibattito che deve avvenire in questi casi. I magistrati, a dire la verità, sostengono che di dibattito ce n'è stato ben poco, che questa riforma sta andando avanti blindata nelle Camere, che ci sarebbe voluto un pochino più di condivisione. Io direi che per ora da Venezia è tutto, ti restituiamo la linea. Grazie Filippo, grazie ai colleghi che hanno lavorato per la diretta sulle nostre reti, su Antena 3 in particolare, di questa cerimonia. Vi mostreremo naturalmente le immagini anche nel corso dei telegiornali di questa sera e poi tutte le reazioni che sono seguite a quello che è accaduto. Allora chiederei cortesemente in regia a Renato Capoi e Alessandro Granziera se è disponibile il contributo che i colleghi di Bassano del Grappa hanno realizzato a Bassano con un ospite d'eccezione, Mauro Corona, che ha senza dubbio parlato di molti temi. Sentiamo quelli che sono stati i motivi di questa visita a Bassano e le considerazioni di Corona. Una lunga fila di appassionati si è messa in coda, anche con le prenotazioni fin da metà pomeriggio, per aspettare Mauro Corona e la figlia Marianna, arrivati a Bassano per autografare le copie dei loro ultimi due libri, Lunario sentimentale e Le Vente. Uomo di montagna e di natura, Corona ha un'opinione chiara sulla scomparsa della neve a quote medio-basse. Il problema non è la neve, è trovare un'alternativa quando non c'è neve. Questa la gente è sbilanciata perché non c'è neve. Si può andare a camminare, si può andare... Insomma, ci si può inventare un sacco di cose, chi vuole far fatica. Se non c'è neve, ovviamente ormai da 1500 in su c'è la neve. Da casa mia, lì, il paesino vicino, Clauci Molais, c'erano due bellissimi impianti di ski lift e si sciava fino quasi a fine aprile. Adesso non c'è più, li hanno smantellati. Bisogna andare più in alto, ma nel frattempo più in basso trovare alternative a chi vuole fare dello sport o fatiche. La passione per la montagna, ma anche la scrittura, sono per Corona come degli antidoti. Quindi uno, mentre si inventa una storia, non pensa alla malattia, alla morte, ai problemi dei figli, non pensa... Cioè io faccio delle cose per dimenticare che sono in balia di qualcuno o di qualcosa o del destino. Mentre scalo, mentre scolpisco, mi tolgo di mezzo, non ci sono più, ecco perché io faccio queste cose. C'è anche chi lo fa per gioco, per divertimento, io faccio per dimenticarmi.
Resta acceso lo sguardo anche su quel che accade nel mondo a partire dall'insediamento di Trump. Ognuno ha quello che si merita, l'hanno voluto gli americani e si tengano Trump. L'unico vantaggio della vecchiaia, io ho 74 anni passati, l'unico vantaggio della vecchiaia è che non ti preoccupi più né di Trump né di Putin. Mi dispiace che ammazzano la gente innocente, i bambini, le donne, gli anziani. Quello mi dispiace, ma non temo Trump, perché per vivere a me non mi servono le multinazionali o Musk, quell'altro deficiente di Musk. A me basta un pasto al giorno, un litro di vino, il resto lo lasciamo a Trump e a Musk. Sul suo rapporto col vino e l'alcol, Corona non si nasconde. Io ho avuto problemi con l'alcolismo, sono riuscito a smettere una volta per 5 anni. Perché nascondere i problemi, nascondere i vizi, nascondere le dipendenze è un modo vigliacco per fuggire all'inferno e cadere dentro. Poi ho ripreso perché mi veniva malinconia senza un po' di vino. Poi ho smesso ancora 2 anni. Poi ho ripreso. Adesso tento di moderarmi perché alla mia età smettere del tutto. C'è solo una cosa che devi smettere anche se non vuoi e non sto qui a dirvela. E ospite d'eccezione invece all'Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Rubano, il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, riflette sul nuovo corso della presidenza americana di Donald Trump a partire dalla partenza dei primi aerei di rimpatrio dei migranti. Molto triste, non lo condividiamo, il nostro, dice, è un richiamo morale. Non è evidentemente quello che noi condividiamo, questo qui è triste, è molto triste, ecco, che ci sia, sì, che ci sia questo e che invece non si cerchi appunto di mettere in atto quello che il Papa sempre dice, no? Questo dell'accoglienza, dell'integrazione, della protezione, della promozione. Quella foto postata sui canali social della Casa Bianca e quella scritta: i voli della deportazione sono iniziati. È il nuovo corso di Trump per i migranti, giudicato triste e sbagliato dal Vaticano. Il segretario di Stato parla di moralità. Non abbiamo strumenti per intervenire, però il nostro è un richiamo soprattutto morale, è un'esortazione soprattutto morale, a prendere sempre in considerazione la dignità delle persone e le loro necessità. Ma per questo, sottolinea il cardinale Pietro Parolin, c'è bisogno di ancora maggiore dialogo, oggi forse più di ieri. Non sono ancora previste missioni diplomatiche ufficiali della Santa Sede negli Stati Uniti, ma il percorso è quantomeno in agenda. Noi, come sapete, come diplomazia della Santa Sede cerchiamo il dialogo con tutti, ecco, non ci sono preclusioni di principio, quindi anche con la nuova amministrazione americana ci sarà, anzi forse di più ancora, ci sarà bisogno di dialogo, ci sarà bisogno come dire, di parlarsi, proprio perché su questi temi evidentemente la Santa Sede è un po' agli opposti, ecco, soprattutto per quanto riguarda il tema dei migranti, soprattutto quanto riguarda il tema dell'accoglienza, eccetera. E quindi io credo che, come sempre, continueremo a proporre un dialogo per cercare di far valere anche le nostre ragioni e di avere un approccio umano soprattutto. Dialogo e svolta per il mondo violato dai conflitti, bene la tregua di Gaza, ma la strada è ancora lunga. Credo che è da valutare positivamente, nel senso che da tanto tempo e da più parti il Papa in primo luogo aveva sempre chiesto il cessate il fuoco, che si sia arrivati attraverso un accordo tra le due parti, certamente è un passo significativo. Adesso bisogna consolidarlo e soprattutto pensare al futuro, ecco, di questo territorio, soprattutto un futuro di prosperità materiale e spirituale, e questa è una grande sfida, quindi è certamente una cosa buona. Liberazione degli ostaggi, liberazione dei prigionieri, ma evidentemente siamo appena agli inizi. Un futuro di un territorio, anche il nostro, anche quello veneto, ne ha parlato chiaramente Elish Len. Sappiamo che la segretaria del Partito Democratico è in tour in Veneto in queste ore, l'abbiamo intervistata nelle scorse ore a Treviso, ma poi anche nelle altre province venete, a Marghera, al Petrolchimico, a Belluno. Stamattina, eccola qua sul sito di Repubblica, era all'esterno dell'ospedale Sant'Orso di
Vicenza, presidio ospedaliero, noi la difendiamo, dice la sanità pubblica, Meloni taglia e privatizza. Difendiamola dalla destra che governa, ha detto la Schlein, che ha fatto un richiamo naturalmente alla terra di Tina Anselmi, la castellana. Sappiamo Tina Anselmi, originaria di Castelfranco Veneto, ministro che introdusse il sistema sanitario pubblico, per cui Schlein ha fatto questo richiamo appunto sottolineando l'importanza della sanità pubblica. Il cardinale Parolin naturalmente ha parlato in queste ore anche di pace e dunque domani si svolgerà la marcia della pace lungo le strade del Graticolato Romano per quanto riguarda la diocesi di Padova. Si arriverà da San Giorgio delle Pertiche fino a Santa Giustina in Colle. Sentiamo. Semi di speranza, con questo spirito cammineranno insieme centinaia di persone che percorreranno le strade del Graticolato Romano invocando la pace. Partirà alle 14:15 di domenica 26 gennaio dalla chiesa di Arsego la Marcia della Pace 2025 della chiesa di Padova, che si concluderà a Santa Giustina in Colle, dove alle 17:30 il vescovo Monsignor Claudio Cipolla presiderà la celebrazione eucaristica. Vi aspettiamo per testimoniare insieme il nostro desiderio di pace in questo tempo veramente più segnato dalla guerra che appunto dà segni di speranza. Il percorso sarà scandito dalle testimonianze di 2 giovani afghani accolti dall'associazione Popoli Insieme, dall'esperienza della cooperativa Il Graticolato, dal racconto di un medico di Emergency. Le offerte raccolte saranno consegnate alla delegazione delle Chiese di Palestina, che sarà ospite a Padova il prossimo 22 febbraio. Di pace, accettazione delle diversità e di tolleranza parla anche una mostra di pittura interattiva che a San Biagio di Callalta sarà inaugurata questo pomeriggio. Siamo nella Marca trevigiana. Siamo molto contenti e orgogliosi che San Biagio di Callalta possa ospitare questa mostra, proprio perché diventa simbolo la cultura di inclusione e di superamento dei pregiudizi. Anche nella nostra piccola realtà fare rete e dare opportunità alla cittadinanza è un motivo per crescere tutti quanto insieme in questo momento storico che veramente ha bisogno di parlare di diversità, di inclusione e anche di unicità. Dal 25 gennaio al 2 marzo al Polo Culturale Scolè di San Biagio di Callalta il percorso interattivo ideato e realizzato dall'artista Moreno Biasi in collaborazione con il comune, dedicato a confini, frontiere e limiti. Dividono le persone in gruppi, gente che sta bene e gente che sta male, e quindi ho voluto mettere in evidenza queste persone, perché io fondamentalmente faccio ritratti, soprattutto chi nel tempo ha contribuito a fare queste barriere che ci sono ancora e stanno aumentando. 3 stanze, una dedicata ai confini fisici, una ai confini psicologici, i pregiudizi, una di speranza incentrata sull'unicità di ciascuno ma anche sulla necessità di rispettarsi reciprocamente. In sottofondo musica composta per l'evento e che accompagnerà i visitatori in questo percorso interattivo di presa di coscienza. La gente arriverà e guarderà il muro che sarà fatto proprio un muro fisico, il muro dei confini col filo spinato in cima, e dentro avrà delle feritoie per guardare cosa succede in giro per il mondo. Sarà l'inizio di un viaggio nella consapevolezza di quello che è, di come noi lo percepiamo, di come ci vogliamo porre rispetto agli altri. Un'opportunità che l'amministrazione di San Biagio sta lavorando perché venga sfruttata anche dalle scuole del territorio e dei comuni vicini. La mostra sarà aperta il venerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. E siete tutti invitati a partecipare e a coinvolgervi in questo processo veramente interattivo di inclusione attiva. In chiusura una notizia di sport, lutto nella pallacanestro perché il basket piange Dali Pagic, icona della Jugoslavia, ex Venezia, Udine e Verona, aveva 73 anni, era malato da tempo. Il baffo di Mostar, sua città natale, uno dei giocatori più forti del mondo, campione olimpico, mondiale ed europeo, inserito tra le 50 personalità che più hanno contribuito all'Eurolega e tra i 50 migliori giocatori della FIBA, e potremo andare avanti con altre notizie. Qui siamo sul sito della Gazzetta dello Sport. Ecco
L'immagine di Dali Pagic, leggenda della pallacanestro europea e mondiale, ma anche italiana in qualche modo, vista la militanza nelle nostre squadre, nel nostro campionato. È tutto, grazie a Renato Capoi e Alessandro Granzera in regia. Appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.